Ha seguito attentamente la presentazione critica del professor Trotta. Hai qualcosa da sottolineare, da evidenziare di quanto ha detto? Penso che lui abbia fatto un'ottima panoramica. Scusate, ma sono un po' emozionata. È un'ottima panoramica in generale, parlando in generale del mandala. Il mandala in sanscrito, quindi diciamo dall'indiano, significa cerchio e tutto ciò che è cerchio io penso che ci riguardi, potrei dire questo, perché noi veniamo, cioè la Terra è un mandala, tutto ciò che è la cellula, noi veniamo da una cellula, quindi nella natura troviamo tantissimi elementi che ci riguardano e quindi diciamo noi stessi siamo un mandala, diciamo i nostri occhi, la nostra impronta digitale, tante nostre parti del nostro corpo sono dei mandala, quindi non è altro che, come diceva appunto il professor Trotta, il microcosmo e il macrocosmo, il grande e il piccolo, quindi la scoperta di elementi visti anche al microscopio, anche con i giochi di luce, queste scoperte un po' che sfuggono all'occhio della persona in generale, e quindi è come se fosse un tipo di arte emozionale concentrata e anche esaltata, perché può dare delle grosse emozioni a livello di impatto visivo e anche appunto, come spiegava prima il professore, attraverso i colori, attraverso il mandala viene usato moltissimo come metodo di guarigione in tanti settori. I tibetani lo usano come meditazione, per esempio, e io ho trovato un'ottima, ho scoperto, diciamo, avvicinandomi a questa teoria, un ottimo sistema anche di riequilibrio personale, che mi ha dato moltissimo e mi ha fatto scoprire tanti tesori fuori e dentro di me. E quindi poter mostrare questi tesori anche alle altre persone, nel quale si possono riconoscere diciamo anche, mi riferisco al discorso che facevo prima della guarigione, l'impatto del colore. I colori si sa a livello emotivo lavorano, a livello inconscio lavorano molto e quindi vanno a toccare delle sfere molto profonde per il quale ci portano a stare anche meglio. Infatti anche i colori che noi indossiamo e tutto quello che ci circonda, no? Sia a livello anche di bioarchitettura, di arredamento, i colori che ci mettiamo, insomma, in generale, ecco, dico in generale.